Non vincere questa partita è qualcosa di incredibile. Questa è una partita dove finire 5-0. Per quello che si è visto in campo, per le occasioni. Il calcio è questo. Purtroppo adesso dobbiamo dire, dovevamo stare più attenti l'ultima azione, ma non vincere una partita del genere è qualcosa di incredibile. Mi dispiace per i ragazzi e per tutti i tifosi perché la squadra ha fatto una grande partita e ripeto, la partita se finiva 3-4-0 non c'era niente da dire. È chiaro, potevamo essere più cattivi, incisivi, però l'importante è crearle anche queste occasioni, no? Le abbiamo create anche giocando, quindi ripeto, non vincere una partita del genere è qualcosa di incredibile. Tutti hanno dato risposte positive, Heinz ha giocato fino a che ha retto una buona partita, quindi ma vuoi dire, sappiamo che insomma, questi ragazzi stanno crescendo. Sorgente veniva da un lungo infortunio, quindi anche lui ha fatto gli ultimi minuti, 10 minuti, un quarto d'ora, non so, non mi ricordo quant'è, ma non è una questione dei giocatori, è questione che non vincere queste partite ti rimane il rammarico, rimane la prestazione sicuramente, e la squadra ormai ha una certa identità, una sua identità, prendiamo la prestazione e non vincere così è un peccato perché insomma, ripeto, la partita dominata in lungo e largo, loro hanno fatto un mezzo tiro in porta al primo tempo, mi sembra, quella palla centrale di ragazzi, quindi con un po' più attenzione, ripeto, questa squadra ha acquisito una sua identità, le sue certezze, e le prestazioni ci sono sempre, quindi dispiace tanto. Con Francesco possiamo permetterci con Rocco diverse soluzioni, quando gli avversari ti concedono quelle spazi tra le linee, lui è bravo anche ad andare a prendere palla tra le linee e poi puntare, e l'abbiamo fatto bene, quindi non è una questione, ormai ripeto, la squadra ha le sue certezze, stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista, quindi la prestazione è bella, è una prestazione importante, però ripeto, non vincere è un peccato. Ho detto di continuare a giocare così, con pazienza, con calma, aspettare l'occasione giusta che poteva venire anche al 95esimo senza rischiare di prendere ripartenze, quindi, ma la squadra ha fatto bene tutto, diciamo. Sì, è vero, sapevamo che la partita era molto difficile anche per le molte assenze, arrivavamo da tre sconfitte, qualcuna anche meritata perché abbiamo avuto anche sfortuna anche noi. Oggi l'ha avuta la Torres contro di noi l'abbiamo avuta 2 partite fa contro l'Entella, quindi un pochettino di fortuna non guasta. Quindi siamo stati bravi a crederci fino all'ultimo. La squadra ha avuto molto carattere e secondo me poi alla fine il punto è meritato per quello che poi per come ci abbiamo creduto. No, manca che quando si gioca in difficoltà, come ho detto prima, non è facile neanche far vedere del bel gioco, quindi si vede che i ragazzi sono entrati molto contratti e sapevamo di trovare le difficoltà, come ho detto prima, però ripeto, l'importante oggi era uscire almeno con un punto, con un pareggio, cercare di muovere la classifica, e soprattutto questo pareggio ci dà molto morale, perché sappiamo quanto è difficile questo campionato, e quindi da qua vogliamo ripartire. No, lo spogliatoio sicuramente dopo un pareggio così allo scadere sicuramente ha preso più coraggio. Non era facile perché arrivavamo da 3 sconfitte, non è facile neanche in questi momenti gestire le situazioni perché tu mi dici di non cercare le assenze, però ci sono giocatori importanti che ci mancano da diverse settimane, quindi chi ha giocato oggi ha dato il massimo, ha lottato per questa maglia. Ho visto un bello spettacolo anche da parte del pubblico, e alla fine credo che sia stata anche una giornata di festa per quello che poi deve essere il calcio. Ma ci speriamo, perché ripeto, lottare fino all'ultimo come non era facile contro una squadra in salute. È vero che li avevamo battuti in Coppa Italia, però la Coppa Italia è un discorso, il campionato è un altro, ci sono dei punti in palio. E oggi i ragazzi hanno fatto il massimo per quello che potevano fare, quindi sono molto contento dell'atteggiamento, del carattere che hanno avuto fino alla fine, e secondo me la strada più giusta è questa, continuare così, e poi saranno le prossime partite a dire se è stata la partita di svolta oppure no. Secondo me è sicuramente la strada intrapresa oggi è quella giusta. Ma sì, bisogna avere anche sicuramente pazienza, anche perché anche oggi Babi non c'era,
Nanni ha giocato quei 10 minuti dove ha fatto gol. È normale che non deve essere una scusante, perché ripeto, la rosa è anche ampia, però quando cominciano a mancare 4-5 elementi con cui la società ha puntato, è normale che anche oggi nei campi eravamo molto, molto corti, avevamo 3 Primavera in panchina, quindi non era neanche facile incidere, volendo, anche a partita in corso. Quindi ripeto, secondo me questa è la strada giusta che abbiamo intrapreso, quindi si spera che sia veramente quella di svolta. Ma sì, noi sappiamo che era una partita complicata sotto tanti aspetti. Certo, se magari queste partite riusciamo a chiudere prima sarebbe meglio, però sappiamo che il calcio è così, non può girare sempre bene, non può girare sempre male. Purtroppo con mezzo tiro in porta hanno pareggiato la partita e ci portiamo quello che c'è di positivo di questi 90 minuti, ovvero che per 90 minuti ci siamo stati solo noi e niente, questa cosa ci può far crescere e pensiamo subito al Pontedera. Ma sicuramente è per il lavoro che facciamo in settimana, lavoriamo tanto sia in fase difensiva che in fase offensiva. Sicuramente anche merito di chi magari gioca meno, che sprona quelli che stanno giocando di più adesso. E niente, in settimana noi ci alleniamo sempre al massimo e abbiamo curato determinati dettagli che nel calcio fanno la differenza e vogliamo continuare su questa linea. È stato un inizio di stagione, diciamo, nuovo anche per me, perché comunque la mia prima stagione in Lega Pro e sono stati dei momenti in cui sono rimasto fuori, ma ero sempre a disposizione anche a supportare Carau, che ha giocato quel periodo. E niente, noi siamo un gruppo prima di amici che ovviamente sì, c'è della concorrenza, ma sportivamente parlando. E niente, sono sempre a disposizione del mister e sono molto contento di aver cominciato a giocare. No, delusione no, perché abbiamo fatto una grande partita. Come ho detto prima, per 90 minuti ci siamo stati soltanto noi in campo. Poi nel calcio è così, anche con un tiro in porta puoi perdere, pareggiare o vincere una partita. C'è un po' di rammarico, ma sicuramente non ci facciamo abbattere da queste cose. Siamo stati superiori e vogliamo dimostrare di essere superiori anche nelle prossime settimane e pensiamo, come ho detto prima, subito al Pontedera. Tantissimo, perché secondo me abbiamo fatto una gran partita, tutti, dal primo all'ultimo. E purtroppo una rimessa laterale nella nostra disattenzione ha portato questo pareggio che a 15 secondi dalla fine. E nonostante questo io sono molto arrabbiato con me stesso, perché la partita doveva finire 4-1 e non ci possiamo permettere di sbagliare tutti questi gol in rigore. Però oggi abbiamo creato tanto rispetto alle ultime partite che magari abbiamo fatto fatica a tirare in porta. Di questo sono soddisfatto, perché eravamo lì. Poi bisogna essere più precisi, più cinici, perché la partita bisognava chiuderla. Abbiamo fatto una gran partita, una grande squadra, chiudere la partita 2-3-0 e era finita lì. Ma cosa ci manca? Ci manca la gestione dei momenti di difficoltà, di quando stiamo vincendo. Ci manca un pochino quella cosa lì, perché a 5 minuti dalla fine la palla deve andare fuori dallo stadio, cioè non possiamo prendere un gol così. Ecco, una squadra come noi, perché ci sono anche gente di esperienza in campo, non c'era gente, non siamo ragazzini, quindi purtroppo non possiamo prendere gol così. Ecco, ci manca secondo me la gestione di momenti critici delle partite. Quello era un momento critico e una grande squadra deve portare a casa la vittoria a tutti i costi. Ma ne venivano da 3 sconfitte di fila e venire qui non avevano niente da perdere e come l'ho visti, alla fine hanno fatto un tiro in porta alla fine, era una squadra in difficoltà, noi abbiamo esaltato le loro difficoltà come avevamo preparato la partita, siamo stati bravi, loro hanno tenuto fino alla fine, infatti perdevano tempo e
loro volevano portare a casa il pareggio, però alla fine ci sono riusciti. Bravi loro, e purtroppo noi abbiamo sbagliato sia in fase realizzativa che l'ultimo secondo. Ecco. Più che altro dispiace anche, sì, del rigore dispiace, più che altro avevo segnato anche prima, non so, ha fischiato, mi ha chiesto scusa, però ormai aveva fischiato. Ecco, quindi già pensa con che stato d'animo tiravo il rigore. E al di là di quello, ripeto, io preferisco, cioè, sono contento perché abbiamo creato tanto e per un attaccante questo è positivo. Certo, bisogna essere più cinici, infatti sono molto arrabbiato perché abbiamo sprecato tante palle gol. Anche il secondo tempo mi ha fatto una gran parata a portiere, ma lì dovevo far gol. Poi l'occasione di Simone subito dopo. E niente, ci è mancato, come dici te, ci è mancato poco, però il cammino è lungo, dai, voltiamo pagina, che adesso sabato è un'altra partita difficile e bisogna ricaricare le pile perché ne veniamo da un tour de force, poi eravamo anche in pochi, diciamo, avevamo anche un po' la coperta corta, diciamo, in avanti, così almeno ricopriremo tutti e poi abbiamo anche grosse alternative. Secondo me, dai, abbiamo tutte le carte per far bene. Deve essere annullato, no? Sì. Meno 3 più 3, ne fai 2. Sì, esatto, però ripeto, sono arrabbiato con me stesso, però non me la perdono, però potevo vincere anche 1-0, quindi ero arrabbiato uguale, fidati. No, l'ho morso, non l'ho baciato, l'ho morso perché no, la traversa è stata un peccato perché ha fatto una gran parata al portiere. Poi anche il colpo di testa è uscita di 20 centimetri. No, l'unico rammarico è il rigore, dai, il rigore che ho sparato alle stelle. No, di solito botta centrale di tiro, però mi si è alzata. Mi si è alzata e è andata a casa di quello dietro la porta. Ho giocato dall'inizio, abbiamo creato tante occasioni da gol, poi ci siamo fatti riprendere sull'unica azione che ha fatto la Vista Artena nel primo tempo e poi nel secondo tempo siamo rientrati in campo convinti delle nostre forze, abbiamo fatto il 2-1 bello, il 3-1 bello e poi alla fine abbiamo avuto quel momento di blackout su quel calcio di rigore che non so se c'era o non c'era, ma non mi interessa, però non possiamo poi alla fine mettere in discussione il nostro risultato, la nostra prestazione con gli ultimi 5 minuti con un po' di disattenzioni, perciò in questo dobbiamo migliorare, però ragazzi anche oggi hanno lottato dal primo al 90°, non era una partita facile perché l'Artena qui è venuta a non giocare, a fare solo lanci lunghi e a fare la guerra lì davanti con Odianosi che poi è anche un gran bel centroavanti, però complimenti ai miei ragazzi perché oggi i 3 punti valgono veramente doppio. Nel finale capita che comunque queste partite rischi di andarle a rovinare con gli episodi, però secondo me a parte il rigore che comunque ha portato la partita un po' in bilico, siamo stati bravi a tenere duro, comunque a portare i 3 punti a casa. Sì, questo è molto importante, comunque la vera squadra si vede nei momenti difficili e credo che avevamo sempre risposto alla grande. Siamo un grande gruppo, ci vogliamo tutti bene, ci vediamo spesso anche fuori dal campo, quindi comunque c'è molta affinità. E secondo me questo è molto importante, che poi secondo me ce lo ritroviamo sempre in campo e quindi, come ho detto prima, nei momenti difficili esce la squadra e noi penso che abbiamo sempre risposto alla grande.
siamo contenti sì, abbiamo mosso la classifica, un punto favorevole, una squadra molto apprezzata, insieme alla Casertana, è la squadra che vince il campionato. Poi quando sono rimasti in 10 abbiamo affrontato un po' delle giocate, sinceramente trovare i punti a portare della Magarese, perché penso a quelli che ha visto di tutti hanno stato il risultato. Comunque ci mettiamo questo punto, fa morale, facciamo la classifica e siamo contenti. Il Roma Maddalena deve avere 40 punti per la salvezza. Raggiunto l'obiettivo, prima arriviamo, meglio è una soddisfazione per tutti quanti, perché come sapete tutti il nostro obiettivo è la salvezza da Grillo, una squadra giovane, parecchie persone, giocatori non hanno mai fatto questa categoria, stanno dimostrando molto bene che ci possono stare, forse qualcuno anche in categorie superiori, però dobbiamo continuare così, lavorare e andarci a giocare le partite ogni domenica un po' di più. Sì, devo dire che è arrivata finalmente la vittoria, ma è arrivata finalmente anche una prestazione importante da parte dei ragazzi che questa settimana, dopo un confronto, diciamo così, anche dovuto di martedì, abbiamo decisamente, penso, cambiato passo, insomma, in tutto e per tutto. In settimana abbiamo lavorato su dei concetti e abbiamo chiesto alla squadra di applicarli poi nel calcio giocato, perché come al solito è facile disegnare le cose su una lavagna, poi il campo è sempre quello che ti deve restituire il risultato. Il risultato è venuto in maniera anche eclatante, perché insomma è un risultato roboante che non deve trarci in inganno, anzi deve essere da stimolo per continuare a lavorare come abbiamo fatto questa settimana, e i ragazzi sono talmente intelligenti che hanno già dimenticato quello che è successo un quarto d'ora fa in campo e stiamo già pensando alla prossima partita e quindi al prossimo allenamento che ci deve portare a preparare la gara in maniera molto importante, anche perché andiamo a giocare in un campo difficile in Campania, quindi ogni volta che si varca il mare le partite sono sempre tremendamente difficili. La classifica purtroppo è giusta, perché poi nel calcio parlano sempre i numeri dicono che fino a prima di questa partita noi eravamo la squadra che avevamo fatto peggio di tutte, per cui giustamente dovevamo occupare l'ultima posizione. Se poi pensiamo che la squadra in una classifica che ho letto in
in questa settimana fatto da uno di questi siti che si occupa di calcio dilettantistico, dove ci davano primi in classifica in termini di esperienza, il rapporto minutaggio giocato dalla Serie D in su, ci dava primi in classifica, e probabilmente questo è diventato veramente uno stimolo anche per i ragazzi, perché l'abbiamo letta tutti quanti insieme, siamo rimasti veramente sbalorditi da questo e ci siamo fatti tutti quanti un esame di coscienza, e oggi il campo ha dato prova che i ragazzi non meritano assolutamente di occupare la posizione che abbiamo in classifica, e speriamo di uscirne presto. Ripeto, l'ho detto prima, in settimana abbiamo lavorato su dei concetti di gioco che abbiamo chiesto alla squadra fortemente che venissero applicati anche in partita ufficiale. Questo è avvenuto per molti tratti della partita in maniera decisamente corretta rispetto alle indicazioni che abbiamo dato, e per cui penso che la strada che abbiamo tracciato questa settimana sia la strada giusta, quella da perseguire per questo campionato. Penso di sì, perché abbiamo fatto anche altre belle partite pur andando sotto. Faccio mente locale la partita di Caserta, dove avevamo di fronte una signora squadra, siamo andati sotto al primo tempo eppure siamo rimasti in partita fino alla fine. Domenica scorsa non siamo stati così brillanti, però abbiamo avuto la forza di rimanere in partita fino alla fine, perché dopo il 2-0 l'abbiamo riaperta con Mancoso sul 2-1 e sai, la squadra ti bombarda, ti prende i pali, il portiere fa grandi parate, ma se non concretizzi alla fine è una mezza palletta. Tant'è vero che domenica scorsa io ho fatto una battuta: se avessimo pareggiato probabilmente dovevamo scappare via, perché c'è la vergogna, ma il calcio è così, il calcio è tremendamente concreto, e quindi o tu fai gol, altrimenti vai in balia degli avversari. Oggi siamo stati bravi dopo il calcio di rigore a gestire quei momenti che potevano essere veramente difficili, poi soprattutto per una squadra che mentalmente ancora secondo me non è guarita, ha qualcosa ancora, e quindi secondo me la prestazione invece che è venuta dal rigore in poi deve essere sottolineata, perché i ragazzi sono stati veramente molto molto bravi. Innanzitutto dobbiamo ripartire da oggi, perché abbiamo perso tanto all'inizio del campionato, e può significare solo lavorare di più e pensare ora alla prossima settimana. Serve lavorare e solo lavorare, basta. Sempre concentrati durante la settimana, dare il massimo sempre e non fermarsi solo alla vittoria fatta come oggi. Certo, diciamo che non era facile dopo la settimana scorsa aver perso una partita importante, dare questa risposta a livello numerico, a livello di prestazione. Abbiamo dato una prestazione consistente e convincente. Da questo anche a livello di mentalità dobbiamo continuare e dimostrare ogni partita il nostro valore. Si mantengono lavorando sodo e essendo certi del fatto che comunque in un campionato del genere puoi vincere con tutti e perdere con tutti, quindi affrontare le partite settimana per settimana col massimo dell'impegno come se fosse l'ultimo. Ho scelto questo progetto perché avevo bisogno di rilanciarmi e di giocare una squadra forte, e ho scelto la più forte che potesse esserci. Conoscevo già un sacco di compagni, Demo, Davide, Moi, Matte, Mancoso, quindi diciamo che andavo sul sicuro. Il mister mi ha fortemente voluto, col direttore abbiamo parlato, è stata una trattativa di 10 minuti.
Sì, no, ci abbiamo sempre creduto, pur col doppio svantaggio non abbiamo mai mollato, abbiamo creduto di poterla recuperare sempre, i ragazzi per primi hanno dato tutto, considerando un periodo un po' difficile che stiamo attraversando, che oggi nonostante le assenze, 2 infortuni, 2 sostituzioni obbligate, insomma, abbiamo finito la partita con 8 fuori quota in campo, insomma, questi ragazzi stanno dando veramente dimostrazione di grande attaccamento, di grande spirito di sacrificio, spirito di gruppo, faccio i complimenti.